Buongiorno cari amici, benvenuti al canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio raccontare una delle storie classiche di fantasia del vostro Marietto Veneziano. E questa storia si ambienta quando il vostro Marietto aveva l'età di 15 anni. Quando aveva l'età di 15 anni il vostro Marietto, lo sapete, era uno squattrinato, era sempre in giro a bighellonare e andava anche a scuola. E cosa succedeva? Succedeva che quando fra una lezione e l'altra, no, non è che marinavo la scuola, perché sapete che l'ho fatto un po' così così, però diciamo che quando avevo dei buchi fra, non so io, mezzogiorno e le 2 quando iniziava, oppure quando non sapevo cosa fare, il vostro Marietto per scaldarsi, prima di prendere il bus per tornare al suo paesello, visto che andava in una scuola lontana dal paesello, andava a scaldarsi dentro dei supermercati. Erano dei supermercati in ordine con tante belle cose. E cosa successe? Successe che un giorno vide una cosa particolare, cioè il supermercato aveva messo nel passaggio dove passavano le persone un orologiaio che metteva a posto gli orologi. E il Marietto, le prime volte che passava da questa zona del supermercato, aveva subito visto qualcosa che era strana. Prima di tutto, l'orologiaio era una bellissima persona fisica, aveva gli occhi azzurri, baffetti, era alto, sempre abbronzato, camice bianco, insomma, spaccava. Era un tipo che, cioè io sto parlando di 40 anni fa, era un tipo che era sopra la media e il vostro Marietto diceva, ma come fa un tipo così a mettersi in piazza così davanti a tutti che passano e sta lì sempre curvo col suo camice bianco a mettere a posto orologi. Passa una volta, passa due, Marietto era sempre incuriosito da sto personaggio che praticamente spiccava sopra tutti. E a un certo punto il Marietto si fermava e lo guardava da distante. Questo, questo orologiaio continuava a fare il suo lavoro imperterrito, non curante delle persone. No? Era in bella mostra, era come un manichino, un fotomodello che stava lì. Poi a un certo punto il vostro Marietto fa due calcoli e dice: ma a me sembra che questo signore qui, più che sta lì a mettere a posto gli orologi, è lì che controlla la gente che passa. Perché sembra quasi quasi che in questa posizione strategica la gente che passa lui la controlla tutta, ma effettivamente stava sempre chino sul suo orologio con questo binocolo nell'occhio e quindi era una cosa un po' strana. Il vostro Marietto, sapete che anche a 15 anni aveva sempre l'occhio zifulino per certe cose. E cosa è successo? È successo che dopo un po' di volte che il vostro Marietto gironzolava intorno a questo orologiaio che stava dietro il suo bancone, ma sempre in bella vista, si avvicinò a questo orologiaio e questo orologiaio, quando il Marietto si avvicinava troppo, scattava su quasi impaurito e lo guardava. E non è che è nata un'amicizia, ma è nato un senso di rispetto. Quando lui mi sentiva passare, no? E devo dire che passavano molte persone, ma quando passavo io, l'orologiaio si alzava su ed era sempre un po' spaventato. Anche dopo qualche tempo che c'era questo, come si dice, simbiosi, chiamiamola così, il vostro Marietto 15 anni, cioè, e vi sto parlando di una cosa successa 40 anni fa, il vostro Marietto passava, l'orologiaio si alzava di scatto, lo guardava e non diceva niente. Poi dopo col tempo però cosa è successo? L'orologiaio ha cominciato a parlare col vostro Marietto e cominciava a parlargli dell'Aristide, un nome a caso, no? E io ero sorpreso che dico, come fa a conoscere l'Aristide questo qua? Beh, morale della favola, questo tram tram è andato avanti più o meno da 15 anni fin quando ho avuto sui 18-20 anni, perché poi dopo il vostro Marietto ha cambiato zona, è andato in un'altra città. Però diciamo che in questo periodo in cui io andavo saltuariamente in questo supermercato e c'era questo signore aveva incominciato a spiegarmi delle cose. Diceva che le persone del mio paese erano persone cattive, che dovevo andarmene via dal mio paese. Io pensavo che le conoscessi di persona. E poi ha incominciato a raccontarmi un po' del mio futuro, perché il vostro Marietto era un po' spiazzato, perché sentiva delle cose che io avevo già raccontato al suo paparino, il mio Fulgetto, quando io ho 7-8 anni. Morale della favola, il succo era che nel futuro io avrei avuto
e questo me l'ha raccontato verso 16 anni, io avrei avuto delle persone che mi avrebbero fatto ancora tanto male, ma che poi con la radio io sarei riuscito a difendermi e a vincere. Perché quando io ho sentito la parola radio, voglio dire che questo signore mi aveva detto anche nome e cognome di queste persone che mi avrebbero fatto male, però qui sapete che è una storia di fantasia, è inutile che le dica, no? Beh, mi avrebbero fatto male, ma non tanto me, ma dei miei cari vicino. Io sarei quasi impazzito, diceva, però alla fine avrei avuto la radio e quindi li avrei vinti. Questa storia io l'avevo sentita a 7 anni dal mio paparozzolo quando andavamo in giro per il paese, no? E quindi cosa è successo? Il vostro Marietto, appena sentito la radio, ha detto anticipiamo i tempi di 30 anni e vado a fare disc jockey. Era il tempo che c'erano le prime radio private e quindi il Marietto andava a fare disc jockey sia nelle discoteche che andava nelle radio private a cercare di capire dove era sta potenza nelle radio. E guardavo i dischi di vinile, ma dicevo, ma questo dice che sarò potente con la radio, però io qui in questi dischi di vinile, questi disc jockey non li vedo che sono tanto potenti. Morale della favola, è successo che a 20 anni poi con questo signore qua noi non ci siamo più visti, perché io ho cambiato zona e via dicendo. Però mi era sempre rimasto impresso il fatto che questo qui mi avesse raccontato il mio futuro, sebbene io non lo conoscessi, non conoscessi questo signore, e mi parlava di gente del mio paese che sembrava che li conoscesse come le sue tasche, ma nella realtà io nel mio paese non l'avevo mai visto questo signore. Fatto sta che lo perdo di vista a 20 anni. Ma cosa succede? Il vostro Marietto a 28 anni aveva lasciato ormai l'attività di disc jockey perché l'aveva toccata per qualche anno, ma di potenza e di forza di dentro non c'era, perché poi mi sono reso conto che i veggenti per radio intendono dire la radiostesia o la rabdomanzia, ma ai tempi io pensavo che la radio fosse praticamente il disc jockey o le radio private. Morale della favola, cosa succede? Non vedo più questo signore qui da quando avevo 20 anni e a 28 anni il vostro Marietto insegna informatica. Insegna informatica a dei piccoli gruppi di persone. A un certo punto insegna a un tipo che durante la lezione gli dice vado a fare un corso sabato. E io ho visto che avevo empatia e simpatia con questo tipo, sto zitto perché pensavo magari vada alla concorrenza e non mi vuole dire che vada alla concorrenza. E questo tipo qua continuava a dire che andava a fare un corso. Anche io a un certo punto gli dico, vabbè, dai, dimmi che corso vuoi fare, pensando che andesse a fare un corso di Excel, di Word e quant'altro. E lui mi dice, vado a fare un corso per uscire dal corpo. Io l'ho guardato e ho pensato, oh signor, questo qui è fatto. È fatto. Questo qui è casa, banche, chiesa, sapete quei tipi molto squadrati che fanno sempre cose ripetitive. E adesso questo qui mi salta fuori, va a fare un corso per uscire dal corpo in astrale. Boh. E allora io sto al gioco, gli dico, senti, ma spiegami un po', dov'è sto corso? E lui mi dice, io non ci credo, ma visto che mia sorella l'ha già fatto e me lo paga lei, ci vado, perché dice che è una persona seria quella che lo fa. Al che questo corso era bisettimanale che facevo io con lui, dopo 2 settimane lo rincontro e dovete capire che era sbianco come se avessi visto un cadavere. Al che gli chiedo, ma cosa è successo? La miseria, sono andato a fare questo corso, sono uscito dal corpo, sono andato nel futuro, insomma, era cambiato totalmente. Avevo cominciato a capire che la vita non era come quella che si immaginava lui, cioè la realtà era l'eterico, no? Però, visto che lui era un materialista al 100%, mi ha detto che era andato nel futuro, addirittura aveva visto il mio papà adottivo nel futuro, senza, insomma, che gli sarebbe successo qualcosa di grave. In quel momento non era vero, in realtà poi è successo quello che ha visto lui. Beh, morale della favola, quel tipo lì, dopo che è tornato in questo corso per uscire dall'astrale, era totalmente cambiato. Io, insomma, stavo sempre sulle mie. Fatto sta che va ancora a questo corso, noi ci ritroviamo ancora e cosa succede? A un certo punto io incuriosito gli dico, senti, ma il tuo maestro, ma vive di questi corsi per l'astrale? E lui mi dice no, il mio maestro è bravissima persona, educata, mi ha promesso che mi aiuterà anche per cercare un nuovo posto di lavoro, per aiutarmi, però lui penso che faccia l'orologiaio. Quando io ho sentito la parola orologiaio, il vostro Marietto è saltato sull'attenti e ha subito incominciato a pensare, ma orologiaio, ma io ho già visto qualche anno fa
un tipo che faceva loro là, e gli ho detto, senti, ma dove lavora? E penso che lavori, e lui mi risponde, penso che lavori giù in quel supermercato, quel supermercato giù lì in città. E io dico, ma è alto, con gli occhi azzurri, magro, che sembra uno dei tre moschettieri? E lui mi dice, sì. Oh porca miseria, ma allora è lui. E io gli racconto cosa mi aveva detto praticamente 13 anni prima. Beh, morale della favola era proprio lui. E gli ho detto, pensa, questo qui 13 anni prima mi ha detto che a me mi succederanno queste cose, più fete pafete, ma io non ci credo. Oh, amici, ve la racconta Marietto e sapete che sono solo favole. È successo proprio come aveva detto quell'orologiaio lì. Poi il vostro Marietto ha cominciato a conoscere la radio, ma non la radio a frequenze megahertz, ma la radio a radiostesia, perché gli è tornato in mente cosa avevano spiegato a piccolino, e la sta divulgando a destra, manca a tutti. Bene, cari amici, questo è un piccolo racconto di fantasia del vostro Marietto, mi raccomando non credete niente a quello che vi dico io, andate sul canale di Hildegard a iscrivervi se non l'avete fatto, schiacciate la campanella per essere sempre aggiornati, sempre se volete chiaramente, per essere sempre aggiornati dalla vostra Hildegard, dal vostro Marietto veneziano, e se volete potete andare nel gruppo di Facebook a venirci a trovare, oppure nel sito del capitano.altervista.org per scaricare gratuitamente gli ebook del vostro Marietto veneziano e Hildegard. Grazie cari amici e alla prossima.